E waiu! Ciao, bentornati sul canale Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi nuovissima esperienza per voi sul canale. Dopo aver incontrato Allan, oggi incontrerò e conoscerò un altro calciatore attualmente in Serie A, ma soprattutto farò una sorpresa a tutta la scuola calcio del Real Arienzo. Il Real Arienzo è una squadra di Caserta che oggi avrà un allenamento del tutto speciale con un ospite speciale, ossia col suo presidente onorario che è appunto un calciatore di Serie A. Adesso non so se già ve l'ho spoilerato nel titolo, nella miniatura, può essere pure così, fa niente, sta parte in bianco e nero, che già fa. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di fare una sorpresa a tutti i ragazzini che appunto giocano nel Real Arienzo in tutte le categorie e non vedo l'ora di vedere questo allenamento, non vedo l'ora di conoscere questo calciatore e di farvi vedere tutta l'esperienza. Sono venuto a sapere di questo evento grazie ad uno di voi, Sasi, che mi ha contattato, così come fece il ragazzo di San Sebastiano, mi fece sapere che c'era Elmas nel loro liceo, mi ha contattato anche lui. Quindi avviso per tutti voi, quando ci sono questi eventi nelle vostre città, comunque in una zona a voi vicino, fatemelo sapere che ci vengo sicuramente, ci incontriamo, passiamo una bella giornata e poi si chiamano Pac, mi chiamano pure un Pac, tanto mi tenete vicino, no? Voglio però io adesso non mi perderei in altre chiacchiere, anche perché tra 3, 2, 1 saremo ad Arienzo. Guaiu, eccoci qua, stadio comunale Tommaso Ferrara di Arienzo. Vediamo un attimo la situazione qual è qua. In teoria dovrebbero starci ragazzi ad allenarsi, vediamo. Ciao ragazzi, intanto qui il primo campo, vedo già alcuni ad allenarsi a correre, non so, comunque fanno un cover esagerato, non so voi come facciate a correre sotto al sole, vi invidio. Entriamo ragazzi, entriamo in questo centro sportivo che tra l'altro è la prima volta che visito, non l'ho mai visto. Però minchia, tanta roba, bellissimo, cioè sotto la montagna proprio, guardate qui, che spettacolo, che panorama, bello, proprio in mezzo alla natura, in mezzo al verde, bello. Ciao! Tu conosci Fifi? No, è lui che conosce me. Ciao. Intanto gli allenamenti continuano, anche se non credo che sia partito effettivamente il vero e proprio allenamento, il vero e proprio evento. Cioè stanno venendo piano piano tutti i ragazzi della scuola calcio e piano piano stanno andando a cambiarsi. Qualcuno già è venuto spogliato, che se non bevo cazzo, secondo me avete fatto bene. Ma aspettiamo che arrivi il calciatore e che cominci tutto. Grazie, dove fa l'allenamento oggi? Viene pure. Lo so. Ragazzi, mi raccomando, oggi fate un bel allenamento perché oggi vi guardo, Attenzione, ruolo? Difensore, attaccante, centrocampista. Ah, come ti trovi? Tutte e due. Tutte e due? Preferisci però che cosa? Attaccante. Ok, allora scendiamo in campo, fatemi vedere chi è il più forte tra di voi. Facciamo qualche cosa. Scarso, già si scarso. Io? Già inizia si scarso. No, più forte. Ragazzi, grandi e piccoli, tutti quanti qua per favore. Che vieni qua da Arienzo. Qual è la media squadra? Il Real Arienzo. Quanto? Ragazzi, prima foto. Dai, raga, guardate. Che qualità, pure il fotografo. E waiu! Che spettacolo! Allora, oggi facciamo qualche sfida di calcio insieme su questo campo. Cominciamo facile, con i rigori. Sì. Va bene? Andiamo. Comunque voglio sinceri, cioè nel senso io volevo fare una sorpresa a voi, ma quando mi accogliete così me la fate sempre voi a me. Vi voglio veramente bene. Grazie. Vi amo. Quanto? Allora ragazzi, i portieri già si stanno mettendo in posa, diciamo, no in posa, si stanno preparando. Eccoli qua i portieri, 3 portieri, 4 portieri. Ok, mettetevi tutti quanti in fila indiana, uno dietro l'altro, senza appiccicare, e cominciamo questa sfida di rigore. Il primo a tirare i calci di rigore sei proprio tu. Facci questo bel gol. Oh, Gagliardi, e tiri pure meglio di me. Io sono scarso. Allora, voi siete pronti qua? Lei in qualità di Di quel ragazzo. ok, del portiere proprio. Quindi se sbaglia non è buono come mister. Palo, come in discoteca. Ok, dai, allora adesso sta per arrivare il vostro turno. Il pallone sta qui. Signori, a porta, ci siete? Prego. Oh! Oh, il primo fuori. Perfetto, sei come me, non ti preoccupare. Imparati a prendere le traverse, Mbappé. Oh, grande. Tu sei portiere nella vita reale? Vabbè, ti vedi quanti? Con mio fratello. Ah, sfida tra fratelli. Oh, colpito in pieno. Hai vinto tu. Crispo, imparati.
No, il bar. Questo è il miglior crossatore di tutta la squadra. Ha fatto un cross e l'ha buttato in tribuna. Ciao! Grande, l'unico che me l'ha dedicato, posso dire? Sei un grande. Seguite Super Allan su Instagram. Bravo, sponsor, gratuito, Drone Euro. Manco solo io. Allora sono l'ultimo. Voi mi seguite su YouTube, lo sapete che non sono forte, eh? Quindi non vi scandalizzate. Riprendi. Giova. Ah, già licenziato video mica. No. Questo è gol. Per tutta Napoli. Che grandi. È gol. Andiamo a vedere il bar, attenzione, Voglio appena finito questa sfida di rigori, mi sono divertito tantissimo, fortunatamente al primo colpo, alla prima botta ho segnato pure io. Nel frattempo altri rigori lì nella porta piccolina, tutti quanti qui che mi seguono, ormai siamo una famiglia. Andiamo. Eccolo! Ebbene sì, ecco l'ospite speciale, Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina e originario di San Felice a Cancello, altro comune della provincia di Caserta, che oggi viene qui a fare visita ai suoi ragazzi ad Arienzo. Terracciano in questa stagione è stato il terzo miglior portiere per rendimento della Serie A e soprattutto ha disputato una finale europea di Conference League. Peccato poi per come sia andato a finire. Voglio appena arrivato Pietro Terracciano, adesso vediamo di intercettarlo e non lo so, di chiacchierare un po' con lui, di conoscerlo. Vediamo. Poi sono sincero, fa sempre un certo effetto incontrare un calciatore di Serie A attualmente in forza alla Fiorentina, quindi ora in carriera, fondamentalmente sta in un punto veramente alto, visto pure i precedenti. Mi piacerebbe fargli alcune domande che mi sono preparato. Ovviamente ci chiede dove vai l'anno prossimo a giocare, se alla Fiorentina viene a Napoli. No, vorrei chiedere cose un po' più generali. Ciao Pietro. Ciao. Intanto grazie per la disponibilità. Allora, ciao Pietro, intanto è un onore per me comunque conoscerti, perché comunque fa sempre un certo effetto vedere un calciatore di Serie A. Una domanda proprio così banale: cosa hai provato e quali emozioni e sensazioni hai provato a giocare una finale europea? Sicuramente sono emozioni importanti e purtroppo non è andata nel migliore dei modi, però uno lavora e sogna quello per tutta una carriera, quindi sono emozioni speciali che non provi, non hai la fortuna di provare tutti gli anni, quindi sicuramente è un'esperienza importante. Ok, invece un'altra domanda, questa riguarda un po' più il Napoli, dello scudetto. Quale giocatore ti ha impressionato di più in assoluto? Ma la qualità che comunque hanno Kvara, Osimhen, sono giocatori fondamentali, anche Lobotka, sono tutti giocatori importanti che è giusto che giochino in grandi squadre e poi, ripeto, le qualità loro sono sotto gli occhi di tutti, quindi sono sicuramente giocatori di spessore internazionale. Tra Osimhen e Vlahovic chi sceglieresti? Io Dusan l'ho conosciuto e ha qualità per essere secondo me uno dei migliori attaccanti al mondo, quindi penso che messo nelle condizioni di poter fare per esprimersi al meglio è un attaccante devastante. Ok, e invece tra Terracciano e Meret? No, Alex lo conosco, cioè, quindi non mi piace fare paragoni, quindi è un grandissimo portiere, ora agli europei gli auguro il meglio perché è anche una grandissima persona. Perfetto, l'ultima domanda: l'attaccante più forte col quale ti sei dovuto sfidare, diciamo, che hai affrontato? Ce ne sono parecchi, c'è sicuramente Lautaro, penso che sia uno che ha bisogno di poche palle gol per punirti, quindi lui forse penso sia l'attaccante più freddo che abbia incontrato ed è difficile da contrastare. Ci sta. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Voglio, che figata! Cioè, ho fatto un'intervista quasi come se fossi un giornalista, che poi tra l'altro non lo sono, ma questi sono dettagli, nessuno lo sa. Sono giornalista anche di base, c'ho il tesserino, sono iscritto all'albo dei giornalisti, non lo so, lo so, non c'ho la faccia, però e niente, cioè io ho fatto un'intervista fondamentalmente e ringrazio la dirigenza del Real Arienzo perché mi ha dato una mano a poterlo incontrare e a farlo essere, diciamo, disponibile a questa sorta di chiacchierata intervista con me. Allora, voglio, qua abbiamo anche un pretendente alla 100 tiri challenge di ZV Jackson, Esposito Pasquale, un talento di Arienzo, che adesso proverà in diretta a 3 tiri. Deve fare quanti gol? Deve fare almeno per essere accettato. Sì. Almeno un gol per essere accettato da ZV alla 100 tiri. Questo è per metterti quanta più pressione possibile. Non ti preoccupare, non ti guarda nessuno. Prima ci sta, prima il riscaldamento, ora invece ci strappano poco, aspetta. Secondo tiro. Quindi il primo è andato. Non esulta ne perché giusto è andato il suo mestiere, il suo lavoro, questo. Attenzione, Per Luigi Esposito.
Ci sta, È stato bravo pure il portiere. Qua uno l'hai fatto, quindi questo lo mangiamo a ZV. come no? Perfetto. Voglio adesso in pratica c'è un 11 contro 11 Real Sito contro Real Arienzo, è praticamente un amichevole. Vabbè, riprendo un po' di partita, vediamo un po' cosa ne esce. Tante attività oggi, ci divertiamo. Vai ragazzi, vai. Non si vede. Ragazzi, io tifo per voi oggi, eh? Sempre. Attenzione, Real Arienzo. Napoli. Ah, tu giochi nel Napoli, non nel Rienzo? No, non gioco nella Rienzo, però gioco nel Montesacchio. Ci fai oggi qua. Quindi, oggi, chi segna deve venire vicino a me e fare Iwayu. Ciao. Mi dovete... Chi para? Paro cazzo. Bravo. L'unico che mi sarà sentito, per lato un conto un cazzi. Grazie. Complimenti. Gol. Che ne pensi? Cosa? Della partita? No, di me. Ah, di te, siamo meglio. Siamo più forti. Come sto registrando la partita da 8 minuti e l'unica cosa che ha pigliato è l'insolazione. Ma che cazzo? No. Cazzo, è un amichevole, non mi preoccupare. Ciao! Oh, ma cagano proprio, non avete capito? Come si chiama chi si ha segnato? Alvin! Ha rotto blocco ancora a Instagram. Qua, questa finta mi ha fatto pure a me, non sapeva, era rapida. È morto, Gio è morto. Oh, Cisi. Vai. Vai, frate! Vai, frate! Uè, state predate e me li buttate in faccia. Fuori gioco, barra. Vedi? Chi stava a 90? I 90. Fuori gioco. Non è fuori gioco. No, non è fuori gioco, No, voglio essere i 90. Ma voglio, questa era l'ultima azione che meritavate di vedere del Real Arienzo. Ciao. Voglio e finisce qui quest'altra esperienza di ritorno a casa con un regalo da parte del Real Arienzo Academy, la loro maglietta che conserverò con gelosia perché mi fa piacere insomma ricevere questi regali di Morgillo, la maglia numero 3 della squadra. Frate, scusami, secondo me sul lato io tenevano e quindi mi hanno dato, comunque no, a parte gli scherzi, grazie mille alla società per l'accoglienza, per tutto quello che mi ha fatto fare insomma oggi. Vi ringrazio ancora Terracciano per la disponibilità. Ragazzi, per qualsiasi altra cosa insomma fatemi sapere qui sotto nei commenti quando ci sono questi eventi, queste giornate che io come vedete vengo. E tra l'altro prima volta che porto sul canale, se non mi sbaglio, poi magari se mi sono dimenticato ditemelo voi, un calciatore di Serie A attualmente che gioca appunto in Serie A, non un ex, attualmente in Serie A, quindi tanta roba. Sono veramente emozionato, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questa esperienza. Se ne volete altre fatemi sapere qui sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!